Siamo nel territorio di Valderice, alle falde del Monte San Giuliano, in un luogo panoramico rinomato per il clima mite, l'aria salubre e la tranquillità. Sul litorale roccioso c'è Bonaggia, uno dei principali poli della Sicilia occidentale, in cui si svolgeva la pesca del tonno. Ammiriamo questo splendido panorama dove, su un mare dal blu intenso, si staglia la imponente sagoma del Monte Cofano. Percorriamo un breve tratto di lungomare che presenta una pittoresca schiera di casette di pescatori e termina con un piccolo approdo su cui si affacciano gli antichi stabilimenti della Tonnara. Ci troviamo sulla piazza oggi intitolata a Nino Castiglione, così presentato da Nini Ravazza, giornalista e sommozzatore di questa tonnara per 20 anni. Classe 1908, che per oltre mezzo secolo è stato il signore incontrastato dell'arte alieutica più nobile, il calar le tonnare. La storia dell'antica tonnara di Bonaggia ha inizio probabilmente in epoca normanna. Era già in attività nel 1266 sotto gli Angioini, venne poi alienata dalla Regia Corte di Napoli nel 1638 a favore prima del barone di Bonaggia Antonio Stella e poi di donna Caterina Stella dei duchi di Castel di Mirto. Con l'estinzione di questo ramo ducale passò poi per lascito testamentario alle suore di Santa Chiara di Palermo. Con l'abolizione delle corporazioni religiose, in seguito alla legge Siccardi del 1866, la tonnara tornò al demanio. Dopo un periodo di abbandono, la stessa, nel 1876, fu assunta in esercizio dai Pace, Cernigliaro e Fardella, fino alla fine del 1893. Passata poi ai Fontana, nel 1923 venne venduta dall'allora amministrazione Ospedale Fatebbene Fratelli di Palermo alla Fenicia SpA di Trapani. Fu anche proprietà della famiglia Burgarella. Nel periodo compreso tra gli anni 1970 e 1980 essa si consorziò con la tonnara San Cusumano di Trapani. L'ultima mattanza è segnata dall'anno 2003. L'edificio, sebbene nel tempo abbia avuto ripetute trasformazioni, mantiene ancora l'identità di Baglio. Al suo interno vi era una grande corte centrale, all'interno della quale si trovava una chiesetta edificata nel 1749 dall'architetto Giovanni Biagio Amico. In essa il rais e i pescatori, prima di affrontare le fatiche della mattanza, si raccoglievano in preghiera. E poi ancora magazzini, stalle, cucina, forno e mulino. Al centro del baglio svettava un'alta ciminiera, necessaria per la cottura e il successivo inscatolamento del tonno all'interno dello stabilimento. La struttura si articolava su varie elevazioni. Al piano terra vi era la cisterna a sezione circolare insieme ai pagliari destinati alle ciurme, alla trizzana, ossia una grande tettoia che serviva per custodire le barche, e al malfaraggio, luogo di rimessaggio delle muciare. Il primo piano era destinato per gli alloggi del rais, del gabellotto e del cappellano. L'intero complesso era dominato da una imponente torre cinquecentesca, di forma quadrata a base scarpata, opera dell'ingegnere fiorentino Camillo Camigliani, una tra le più belle della Sicilia. Essa, come tutte le torri costiere siciliane, serviva da protezione del territorio e per avvistamento di eventuali incursioni provenienti dal mare. L'attuale costruzione del Baglio non è quella originaria.
Infatti nel giugno del 1624 una banda di pirati lo mise a ferro e fuoco insieme alla torre. Sulle macerie la struttura venne subito ricostruita e terminata nel 1626. Questo monumento del mare, costruito di tufi locali con copertura a falde, è stato interamente ristrutturato nel 1996, trasformando gli antichi stabilimenti dedicati alla pesca e alla lavorazione del tonno in una struttura turistico-alberghiera che racchiude in sé una storia secolare, al cui interno sono celati tanti segni di una cultura nata e vissuta con il mare. All'interno della corte oggi è presente la chiesetta, sul cui altare troviamo un crocifisso ligneo di autore ignoto, collocato dal Rais Saroro Renda, che viene portato in processione nella terza domenica di luglio. La torre ospita al suo interno il Museo della Tonnara, dove sono conservati, assieme a reperti archeologici rinvenuti in mare, strumenti di lavoro e un modello raffigurante una tonnara con la riproduzione di reti per la cattura dei tonni e la camera della morte, a testimonianza del passato e della sapienza dei tonnaroti che della pesca del tonno ne fecero un mito che anche Omero cantò nella sua Odissea. La tonnara di Bonagia rappresenta un pezzo di storia e di tradizione per la gente che risiede in questa frazione. Racconta le fatiche dei pescatori e la vita divisa tra mare e terra. Qui la tonnara nel corso degli anni ha assicurato lavoro e benessere a tante famiglie, in una storia in cui sono confluite fede, ritualità e folklore. Oggi conserva solo il suo fascino che riporta alla memoria la vita di uomini semplici e veri che hanno vissuto storie tenute in serbo, intensi momenti che sono stati mantenuti distanti dalla presenza di turisti e canti realizzati con toni sommessi, mai in prossimità di registratori accesi. Nella parte dietro lo stabilimento riposano i resti delle antiche musciare in legno. Con la chiusura della tonnara e la conseguente riduzione del numero di pescatori, l'economia marinara di Bonagia si è di molto ridotta fino a diventare trascurabile nel nuovo contesto sociale del territorio. Siamo qui per incontrare una tra le figure emblematiche dell'ultimo periodo di attività di questa tonnara. Si tratta di Pio Solina, capo musciara del grande Rais Mommo Solina. Pio ci attende all'interno dello stabilimento, ci accoglie con grande cordialità e una punta di emozione. Per l'ennesima volta racconterà la sua esperienza di tonnara. Gli chiedo subito che cosa rappresenta per lui il mare. È amore e passione. Ricordando i grandi Rais dell'ultimo periodo che hanno guidato la tonnara di Bonagia, ad esempio Saroro Renda e Mommo Solina, quali sono le caratteristiche per poter diventare un grande Rais? Devo avere il rapporto con il mare, esperienza e tanta passione a impararsi a fare le reti, a prendere segnali a mare dove sono le giaciture delle tonnare, dipende i posti, perché se è sabbia e la costa non si vede, deve uscire da terra a tramontana con la bussola per giustamente vedere dove vai a tramontana. Quando
arriva a 2 miglia, 2 miglia e mezzo, scandaglia il fondo e vede che è a posto. Qual è la responsabilità del RAIS? Responsabilità è tanta per il RAIS, prima per i patroni e poi per i tornarote, perché ha a carico 60 persone, 70 ai tempi dei nostri nonni, 80 pure 80, e giustamente da 80-70 persone c'è quello che sa fare, c'è quello che non sa fare. E giustamente è responsabilità guardare quello che fa ognuno di loro e imparare a fare le cose giustamente di tornare. Il RAIS diceva ai musciarioti, quando si sporgevano dalla barca per guardare il fondo: «Faccia allevanti!» con tono perentorio. Cosa intendeva dire? Il senso di questa frase è che allora il RAIS di una volta non volevano che i tornarote, l'operai, guardavano il fondo per vedere i torni. Lo doveva sapere lui solo quando torni c'era e riferire al padrone se ce n'era tanti, riferiva metà, se no, se guardavano i tornaroti e vedevano le donne, non era giusto che un RAIS ci diceva, anzi di 100 ci diceva 50, è giusto? Andare per tonni, sia in terra che in mare, richiede più istinto o più razionalità, o tutti e due. Questa cosa si ragionava la sera, perché la mattina quando si metteva a mano già doveva sapere uno quello che doveva fare, sia il RAIS, sia i fidati che aveva il RAIS, ci diceva tu piglia 10 persone e va a fare questa cosa, tu piglia 10 persone e va a esce 4 quartieri in rizza, tu pigliate 5 persone e va a esce 5 bici, tu va a battere l'angolo che le mettevo pronte per domani a baicarle. E tutto questo insomma, si prevedeva da prima, perché non poteva essere la mattina senza sapere quello che si doveva fare, si presentava uno e passava un'ora prima che doveva decidere quello che doveva fare. Ricordiamo alcuni trucchi del mestiere, ad esempio i cannola pieni d'olio. I cannola erano cannola di canna, che se ci metteva l'olio, se ci metteva un tappo di suolo con un tassellino per uscire l'olio piano piano, per guardare se passavano donne, che l'acqua chiaria con questo guardolo messo a mare l'olio, chiaria e venia se passava qualche pesce. E poi anche il fazzoletto bianco. Con lo specchio non sapeva uno se c'era un turno, se c'era reciturni. Sempre parliamo dei tempi antichi, quando poi vennero i sommozzatori, e allora i sommozzatori portavano le notizie, quello che c'era a Tonnara, e allora per vedere se c'era qualche cosa si prendeva una lenza, si attaccava un fazzoletto bianco con un pezzo di piombo, lo mollava a fondo, tirava piano piano, se c'erano donne si andavano vicino, e allora uno con lo specchio vedeva queste donne quando ce n'era 10, 20, poco più o meno, perché poi l'occhio del RAIS, si dice l'occhio del RAIS,
se vedi uno stormo di pesci che vede sorreare, che vede, sape poco o meno, 5 o 5 meno, quello che c'è, se sono 20, se sono 30, se sono 50. C'è un aspetto religioso legato al ritorno dalla mattanza, un rito carico di suggestione, il suono della campana della chiesetta all'interno della tonnara. Quando i tonnaroti rientravano dalla pesca all'interno dello stabilimento veniva fatta a scampaniata. I primi tonni che venivano in tonnara e allora il Raisi quando arrivavamo a terra in banchina o nell'altra tonnare sulla sabbia, sul pontile, diceva ragazzi dobbiamo suonare la campana. Si entrava qua dentro tutti insieme, questa chiesetta, e si suonava la campana. C'era un uomo adatto che sapeva suonarla e faceva una bella scampaniata. Poi quando si finiva si chiamava il nuovo Gesù e tutti contenti si faceva la scampagnata. Un altro aspetto religioso era legato alla palma collocata in mare. Era un significato prima per quando c'era le correnti forte, sta palma che era attaccata nel sumo della tonnara, lo spigo chiamato, si abbassava e quando già uno usciva da terra e andava verso la tonnara, vedeva questa palma che era abbassata, diceva mamma mia, corrente c'è. E poi sta palma c'era una croce e c'erano tanti santi. I santi, in particolare San Pedro, Sant'Antonino, a Maronna di Trapani, a Maronna Custonaci, a Bonagia, diciamo, questa tonnara nostra. Poi quando si andavano alle tonnare della Tunisia si ci mettevano dei santi, sempre perché eravamo sempre gli italiani o i siciliani il Raisi e ci mettevano sempre questi santi, si portavano questi santi e qua e si ci mettevano questa palma, che aveva un significato bellissimo. Eppure quando il Rais, entrando con la sua barca in tonnara, rivolgendosi a Sant'Antonio da Padova, diceva «Santo, buongiorno». Allora, la mattina, quando si entrava dentro la tonnara, noi il Raisi solo, tutte quelle, le barche che dovevano essere di guardia a guardare se passavano tonne, entrando dentro la tonnara dovevano salutare tutti Santo buongiorno. Oh. Quello che poi il Raisi si rivolgeva a Sant'Antonino era la sera quando si salutava la tonnara per rientrare a casa. Il Raisi gridava un Padre Nostro a San Pietro che peo Signore per una buona di pesca e i tonnaroti gridavano tutti sia fatta e si salutava buonanotte, buona sorte, buon tonnara e si veniva a casa. C'è più religione o più magia nelle attività legate alla pesca del tonno? Più religione. La magia che significa nel lavoro di tonnara. E più religione e sapienza, sia del Raisi e sia dei loro fidati. Un'altra frase che veniva usata nei momenti importanti era «Siamo anniscati». L'abbiamo detto poco fa, quando stasera nei primi turni, il Raisi diceva, perciò anniscate siamo.
Un termine forse poco noto, uspicu. Lo spiego era ora si ci mettiamo, era il centro della Tonnara e la costa era attaccata allo spigo che tirava verso terra fino ad arrivare a terra. Citiamo una frase pronunziata da un tonnaroto che ha bisogno sicuramente di una spiegazione approfondita. In terra s'ammasava a rizza chi parascarmi e poi s'ammuttava a mari. Quando era pronto per calare la Tonnara, sta rizza veniva ammasata o messa dentro i parascarmi. Quando c'erano tutte cose pronte e le correnti erano favorevoli, si ammottava a mare e si a calare. Sta rizza che era di parascarmi si principiava da una punta e si finiva all'altra punta, va bene? Il Rais ordina di fare mattanza. Cosa dobbiamo intendere e come interpretavano la frase i musciarioti? Allora la sera, quando si lasciavano queste tornarote con il Rais che si veniva a mare, ci diceva picciotti, venite dovare sempre in mattanza, stiamo attenti, non mancava nulla. E allora la mattina già uno sapeva che era in mattanza, l'operaio, il tornaroto, e si portava a rompere il ricambio perché in mattanza si bagnava e giustamente si portava. E giustamente il Rais ce l'aveva a dire che sapeva ravvisare questi cristiani che poi restavano bagnati. Si diceva che quando un Rais prendeva tanti tonni il merito era suo. Questa è una domanda un poco piccante per me, perché io non è che ho fatto, faccio o signore che mi sente, se è vero, non è che ho fatto il Rais direttamente, ma a fianco a mio zio ho esperienza tanta di Rais e a fianco a tanti Rais che ho praticato, non è che il Rais i tonni l'hanno attaccato a paura. Se venivano tanti tonni, era la sua esperienza che la tonnara veniva calata al 100% che doveva pescare, perché c'erano dei Rais ai tempi che certe volte sbagliavano a calare la tonnara, a calare le reti, e allora la tonnara pescava poco o pescava niente pure. Ma quando la tonnara è al 100% giusta, se vengono 1000-2000 tonni, non è che solo sapienza del Rais o abilità del Rais, è abilitare tutti come lo stesso io che avevo una barca o avevamo una barca da 12 metri e andavamo a pescare nei pressi di quasi della costa della Tunisia. Quando arrivavo a terra non è che potevo dire ho preso 700 kg lausti o 70 casce di pompi o 70 casce di cipolle. Non ero io solo che le pigliavo queste cose, erano tutti 8 che eravamo in macchina, perciò un Rais non è che le pigliava io solo queste turne, le pigliavano tutti i tornarote che lavoravano con lui. E ora ricordiamo qualcosa circa l'aspetto economico e le spettanze. Allora, in termini dei soldi, o tornaroto farato chiamato, allora per dire, mettiamo una frase, abboscava 50 lire, poi c'era un marinaro Paite che ne abboscava 75, poi c'era Capovaglia che ne abboscava 100, un Rais pigliava lo Paite, do tornaroto. Significa se io tornaroto abboscava 50.000 lire, un Rais era 4 volte abboscavano 100.000 lire. Poi spettanze di pesca e altre cose, varie cose. C'era allora, a tempi antichi, c'era appena si innescava, c'era la vippita chiamata.
Poi quando si faceva mattanza, eravamo VIP da un'altra cosa. Allora c'era vai vero, le baracche, a tornare alle buonagie c'era vai vero, se uno sapeva già tagliare i capelli, se ne erano vai vero a tagliare i capelli. Se c'erano gente di fuori che venivano qua di Castellammare, le Ballestrate, le Semaite, c'eravano le legna per cucinare perché non c'era gas, c'erano le legna, c'eravano l'olio, c'eravano sale, solo la pasta e il pane sapevano accattare. E poi l'altra cosa, ispettanti di pesca, ogni tonno, il tonno roto semplice, faratico, aveva 25 lire. Ora se ne aveva 100 lire, perché pigliava sempre 4 paite. O sotto al Raisi pigliavano paite, aveva 50 lire. Quando poi c'era torna ghiotta, che si completava i 400 tonne, aveva a completare 400 tonne e davano torna ghiotta. Questo torna ghiotta veniva tagliato qua sotto Osco, qua a Buonagia, tagliato pezzo a pezzo e si partiva a vedere. Un tornagliotta era un rosso turno pescato quel giorno e si spartia, se ne veniva 1 chilo l'uno, se ne veniva 1 chilo, dipende quanto era grosso. Prima di incontrarci, girando intorno ai vascelli, ho notato che la prua, nella parte alta, ha una forma particolare. E allora, la chiamavamo a rotaro vascello. A rotaro vascello era questo pezzo ligno che si veniva fuori e serviva sia per portare il vascello al remolco, pure al remo, allora quando ci attaccava a cima, e poi quando doveva tirare o sommo ritornare, o le costa, o un ormeggio, c'era 2 puntali su questa piua, però che aveva a superare questa rota, giustamente, e c'era un miolo o di legno o se no della mela fatto, che sto cosa giustamente tirano o tornaroto, sto miolo girava e ci veniva più facile a tirare e più leggero. La nostra piacevole chiacchierata con Pio Solina volge al termine. Ci piace ringraziarlo per la opportunità che ci ha fornito di ritornare per alcuni minuti al periodo in cui qui a Buonagia si viveva di pesca e di lavorazione del tonno. Purtroppo sono solo ricordi passati. Ci possiamo per ora solo augurare che Pio ritorni davanti questa telecamera per rinverdirne di altri. Arrivederci.